Arresto per estorsione a sfondo sessuale. Un uomo è stato arrestato a Modena per aver estorto denaro a un cinquantenne, spingendolo al suicidio dopo averlo ricattato con materiale a sfondo sessuale. A Modena un uomo è stato arrestato per aver ricattato un cinquantenne con materiale a sfondo sessuale, spingendolo al suicidio. La vicenda risale ad agosto 2023, quando la vittima si è tolta la vita dopo essere stata sottoposta a estorsione. Le indagini della polizia hanno portato all'identificazione e all'arresto del ricattatore, che aveva minacciato di diffondere immagini compromettenti per estorcere denaro. L'arresto segna un importante passo nella lotta contro i crimini di estorsione sessuale, evidenziando la gravità di tali atti e l'impatto devastante sulle vittime. Giovanni Toti, ex presidente della Regione Liguria, rimane agli arresti domiciliari dopo che il Tribunale del riesame di Genova ha respinto la sua richiesta di revoca della misura cautelare. Toti è stato coinvolto in un'inchiesta che lo vede accusato di corruzione e abuso d'ufficio, legata a presunti favori concessi in cambio di vantaggi personali e politici. Il Tribunale ha ritenuto che sussistano ancora gravi indizi di colpevolezza e il rischio di inquinamento delle prove, confermando dunque la necessità degli arresti domiciliari. La decisione ha avuto ampie ripercussioni politiche, data l'importanza della figura di Toti nel panorama politico regionale e nazionale. L'ex governatore, che ha sempre dichiarato la propria innocenza, continuerà a difendersi dalle accuse, ma il provvedimento del Tribunale rappresenta un duro colpo per la sua carriera politica e per il suo partito. Questa vicenda sottolinea l'importanza delle indagini giudiziarie in corso e la complessità del caso che vede coinvolto uno dei principali esponenti della politica ligure. Orban da Trump. Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha incontrato l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Mar-a-Lago dopo il summit della NATO, suscitando interesse internazionale. Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha incontrato l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Mar-a-Lago, la residenza di Donald Trump in Florida, subito dopo il summit della NATO. L'incontro, avvenuto l'11 luglio 2024, ha suscitato notevole interesse a livello internazionale. Orban, noto per le sue politiche nazionaliste e per la sua vicinanza ideologica a Trump, ha discusso con l'ex presidente questioni di rilevanza geopolitica e le dinamiche attuali all'interno dell'Alleanza Atlantica. Questo meeting rafforza i legami tra i due leader e solleva interrogativi sull'influenza di Trump sulla politica internazionale, nonostante la sua uscita dalla Casa Bianca. L'incontro ha anche evidenziato la continua importanza delle relazioni bilaterali tra Stati Uniti e Ungheria nel contesto delle attuali tensioni globali. Nuovi insediamenti in Cisgiordania. I ministri del G7 hanno condannato i nuovi insediamenti israeliani in Cisgiordania, affermando che sono contrari al diritto internazionale e chiedendo la revoca della decisione. I ministri del G7 hanno condannato con fermezza i nuovi insediamenti israeliani in Cisgiordania, dichiarando che tali azioni sono contrarie al diritto internazionale e sollecitando il governo israeliano a revocare immediatamente la decisione. La dichiarazione è stata emessa l'11 luglio 2024, sottolineando che l'espansione degli insediamenti compromette ulteriormente le prospettive di pace nella regione e mina le possibilità di una soluzione a due stati, ritenuta essenziale per la stabilità a lungo termine. Secondo i ministri del G7, gli insediamenti non solo rappresentano una violazione delle leggi internazionali, ma aggravano anche le tensioni già elevate tra israeliani e palestinesi. L'appello del G7 riflette una crescente preoccupazione globale per le politiche di insediamento di Israele, che continuano a essere uno dei principali ostacoli nei negoziati di pace. La reazione del governo israeliano a questa condanna non è stata immediata, ma è probabile che susciti un dibattito politico interno ed internazionale. La comunità internazionale, intanto, osserva attentamente gli sviluppi, preoccupata per le potenziali ripercussioni sulla già fragile situazione della regione. Caldo estremo. L'Italia sta affrontando una delle ondate di calore più intense del 2024, con bollino rosso in diverse città. La situazione sta causando preoccupazioni per la salute pubblica e impatti significativi su vari settori. L'Italia sta affrontando una delle ondate di calore più intense del 2024, con il bollino rosso emesso per diverse città, tra cui Roma, Milano e Firenze. Questa condizione estrema ha portato le temperature a superare i 40 gradi Celsius in molte aree, suscitando gravi preoccupazioni per la salute pubblica e avendo impatti significativi su vari settori. Le autorità sanitarie hanno emesso avvisi di emergenza, consigliando alla popolazione di evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata, di mantenersi idratata e di prestare particolare attenzione a bambini, anziani e persone con patologie croniche. Il Ministero della Salute ha attivato linee telefoniche dedicate per offrire consigli e assistenza.
L'ondata di calore sta anche mettendo sotto pressione il sistema elettronico nazionale, con un aumento della domanda di energia per il raffreddamento. Agricoltura e allevamento stanno subendo gravi conseguenze, con colture a rischio e animali stressati dalle alte temperature. Inoltre, si registra un aumento del rischio di incendi boschivi, con diverse regioni già colpite da focolai che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Questa situazione climatica estrema è parte di un trend più ampio di cambiamenti climatici, che vede un aumento della frequenza e dell'intensità delle ondate di calore. Gli esperti chiedono azioni urgenti per affrontare le cause sottostanti e mitigare gli effetti sul lungo termine.